Leggiamo adesso la relazione che mi ha inviato Werner Arber, uno scienziato biologo svizzero, vincitore del premio Nobel per la medicina nel 1978, classe 1929, e io e Arber ci conosciamo da alcuni anni perché gli avevo inviato un mio testo che si intitola Idea e realtà, il corpo come tempio della sapienza, sul quale si era espresso con parole molto positive, dicendomi che mi ringraziava per averlo reso partecipe della mia teoria e mi aveva fatto anche alcune considerazioni che peraltro si inseriscono nel dibattito del convegno Identitas Fede e Scienza che stiamo trattando, perché questa mia ricerca riguardava proprio il rapporto fra l'ideale e il reale, appunto, fra temi analoghi a quelli che intercorrono su fede e scienza. E Werner Haber mi aveva scritto per dirmi che secondo lui, dice, penso la realtà si riferisca alla solida conoscenza, mentre le idee riguardano le possibilità su come può essere la realtà. La realtà e le idee sono due approcci che possono essere complementari e stimolarsi a vicenda. Questo è quello che mi diceva Werner Haber a proposito della teoria che avevo espresso nel mio libro Idea e Realtà. E, lui è docente di genetica molecolare, è stato presidente, membro della Pontificia Accademia delle Scienze e l'età, diciamo, non gli consente adesso grandi spostamenti ed è per questo che voleva comunque essere partecipe al convegno Identitas Fede e Scienza e ha deciso di inviarmi una relazione che ha scritto assieme a Marcel Weber che adesso leggiamo perché è assolutamente importante per questo nostro confronto. Ecco la relazione che mi ha inviato Werner Arber per il convegno Identitas Fede e Scienza. Ringrazio Lucia De Giorgio che mi ha aiutato nella traduzione dall'inglese di questa relazione. La natura complementare della sperimentazione scientifica e degli esperimenti mentali di Werner Arber e Marcel Weber. Introduzione. Come organismi viventi intelligenti, gli esseri umani possiedono una curiosità che è una forza trainante sia per la ricerca scientifica che per le riflessioni sulle condizioni di vita incontrate e sulla loro origine. Questo li porta a condurre ricerche scientifiche, teoriche e sperimentali e a fare esperimenti mentali. Il risultato di questi approcci rappresenta un importante contributo alla visione del mondo, che ci fornisce una conoscenza di orientamento che a sua volta ci dà una base importante per le attività della nostra vita. Natura ed esempi degli esperimenti mentali. Gli esperimenti mentali sono scenari fittizi immaginati per esplorare le implicazioni di qualche teoria, ad esempio una teoria scientifica o una spiegazione filosofica. I filosofi usano largamente gli esperimenti mentali per verificare se una certa spiegazione filosofica si accorda con intuizioni largamente diffuse, per esempio le intuizioni circa l'accettazione morale delle azioni. Al contrario, gli scienziati usano gli esperimenti mentali per verificare se le loro teorie siano internamente coerenti o se siano in accordo con l'esperienza quotidiana. Alcuni degli esempi citati, Galilei, Maxwell, comportano un esperimento concreto che viene immaginato piuttosto che eseguito. Tuttavia, va anche notato che tutti questi casi hanno qualche cosa in comune, cioè immaginano mondi possibili che sotto certi aspetti sono diversi dal mondo che conosciamo. In questi mondi immaginati, certe supposizioni sono assunte come vere. Gli scienziati allora intuiscono, in alcuni casi calcolano, quali sarebbero le conseguenze. Infatti gli esperimenti mentali sono caratterizzati come spedizioni verso mondi possibili. Anche il fare ipotesi e la costruzione di modelli possono essere caratterizzati in questo modo. Sia gli esperimenti mentali che la costruzione di modelli implicano idealizzazioni, anche se forse in gradi diversi. Pertanto, la differenza fra esperimenti mentali, ipotesi e modelli teorici può essere solo una differenza di grado piuttosto che di tipo.
Speriamo che questi esempi bastino a dimostrare che, mentre tutte le conoscenze scientifiche devono essere basate in ultima analisi su dati empirici, l'immaginazione e gli esperimenti mentali possono comunque svolgere un ruolo nella ricerca scientifica. Aiutano cioè la mente umana a tracciare la nostra conoscenza scientifica e ad assicurarsi che coincida con il resto della nostra conoscenza, compresa la nostra comune esperienza. In effetti, una parte considerevole della nostra visione scientifica del mondo si basa su esperimenti mentali. Possiamo considerare i miti della creazione come esperimenti mentali? Vari miti della creazione traggono la loro origine in un certo numero di luoghi sul nostro pianeta. Le persone religiose interpretano questo tipo di intuizioni della nostra esistenza come rivelazioni divine, ma questo non esclude che si possa considerare la creazione dei miti come risultato di un certo tipo di esperimenti mentali basati sull'intelligenza. La ricerca scientifica e gli esperimenti mentali possono arricchire le nostre conoscenze disponibili sulle proprietà e sulle funzioni naturali. Senza entrare nei dettagli, possiamo concludere che gli esperimenti mentali possono stimolare la ricerca scientifica in particolari direzioni, mentre i risultati della ricerca scientifica possono stimolare gli esseri umani a realizzare nuovi esperimenti mentali. I due approcci per comprendere la natura sono complementari. Opinioni scientifiche e religiose sui processi di creazione. La fede cristiana in generale fa largo uso di esperimenti mentali. Nella storia culturale dell'umanità si supponeva che singole divinità agissero spesso come creatori a favore dell'umanità. Questo portò al concetto di politeismo. Tuttavia, più recentemente, secondo il concetto di monoteismo, si è iniziato a vedere agire un solo Dio in tutti questi eventi. Noi apprezziamo la visione cristiana della Trinità in cui Dio è tre in uno e uno in tre, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo e Figlio Gesù, il fondatore della religione cristiana, e fornisce ai credenti stimoli utili per le attività della loro vita. Al contrario, Dio Padre e lo Spirito Santo non sono organismi viventi, ma piuttosto entità concettuali. In questo concetto, la Trinità agisce non solo sulla Terra, ma è la divinità per l'intero universo. Concludendo, attualmente una solida conoscenza scientifica può contribuire positivamente agli esperimenti mentali e gli esperimenti mentali possono stimolare la realizzazione di progetti di ricerca scientifica. I due approcci sono complementari e possono aiutare ad ottenere una conoscenza più profonda delle varie proprietà e funzioni naturali. Ringrazio Werner Radwer per aver deciso di partecipare con questa relazione al convegno Identitas Fede e Scienza, perché la sua autorevolezza in quanto biologo, scienziato e premio Nobel per la medicina è molto grande, e soprattutto questo contributo arricchisce ulteriormente il dibattito che qui ci stiamo proponendo di fare.